Quello che registriamo è soprattutto un aumento delle disabilità gravi, per esempio legate all'autismo, ma anche problemi legati ai comportamenti, quindi anche a problemi diciamo di comportamento positivo provocatorio, che naturalmente chiede anche un approccio molto più completo, ecco perché poi ha sicuramente una ricaduta sulla gestione della classe. Cresce il numero di richieste di sostegno per gli alunni del Veneto. A certificarlo è il rapporto sulle disabilità che assegna la Regione sulla base di una rilevazione dell'anno in corso, un costante aumento negli anni di studenti con disabilità. Dall'infanzia alle scuole secondarie, a sorpresa a crescere rispetto alla media sono i disturbi del comportamento esternalizzante, che rappresentano il 27,2% del totale. Ragazzi che riversano il loro disagio verso l'esterno attraverso ansie ed aggressività, tali da rendere difficile l'apprendimento e la relazione con docenti e compagni. Da qui la richiesta di sostegno, richiesta che è esplosa nella Marca trevigiana, record per numeri, con un 65,5% tra gli alunni con disabilità rispetto alla media regionale che si ferma al 53%. L'anno in corso siamo arrivati a circa 4.000 richieste più che altro di certificazioni, e quindi anche conseguentemente è aumentato anche il numero di docenti di sostegno. Seguono Venezia 59,8% e Padova 59,1%. Anche in queste province la necessità di sostegno è definita elevata. Numeri che mettono ancora più in evidenza la carenza di organico legata alla precarietà degli insegnanti. Oltre a docenti di sostegno abbiamo tutta una tematica legata anche all'assistenza degli educatori, che naturalmente anche coprono altri bisogni comportamentali, così come anche gli operatori sociosanitari. In realtà è tutto un sistema che è a supporto delle scuole per una corretta integrazione di inclusione, che però appunto per problemi di carattere diciamo di numeri sia di docenti che di operatori purtroppo facciamo anche fatica a garantire una perfetta inclusione. Il rapporto ha certificato un numero di richieste nelle scuole professionali più alto rispetto ai licei, una differenza particolarmente marcata nel Rodigino, un aumento spalmato sulle scuole di ogni ordine e grado, in calo solo nell'infanzia. Si spera, si confida che anche il numero di docenti di sostegno sia rapportato al numero di certificazioni. Nelle scuole del Veneto sono circa 20.000 gli alunni con certificazione. Vicenza, Verona e Rovigo superano il 6% di studenti con disabilità nelle scuole di primo grado, evidenziando una maggiore incidenza rispetto alla media regionale.